fare ogni tanto questo tipo di esame di coscienza ci aiuta a crescere nella nostra vita spirituale, ci aiuta a rilanciare la nostra vita. Quali doni abbiamo ricevuto nella nostra vita e come abbiamo risposto mettendoli al servizio degli altri? È da queste due domande che parte l'esame di coscienza che il Vescovo di Chiavari ha proposto durante la celebrazione eucaristica per l'Unitalsi della Liguria, presieduta nella cappella del seminario di Chiavari. Ad un mese esatto dal pellegrinaggio regionale vissuto a Lourdes, molti dei volontari e degli accompagnatori che hanno partecipato si sono dati appuntamento nel Tigullio per un momento di restituzione di un'esperienza di fede e di umanità. Tanti volti del Tigullio, ma anche diversi rappresentanti di La Spezia e di Genova. Da parte di Monsignor De Vasini l'invito a vivere una fede gioiosa, fatta di condivisione dei doni ricevuti. Questi doni mi hanno portato ad avere più fede nel Signore, fede come fidarsi del Signore, come affidarsi a Lui, e quindi mi hanno portato ad essere più generoso verso gli altri in termini di tempo accordato, in termini di energie accordate. Alla celebrazione eucaristica è seguita la cena conviviale nel refettorio del seminario di Chiavari, curata dal comitato di San Massimo di Rapallo. Un momento per ritrovarsi, rivivere i momenti vissuti a Lourdes, ma gettare lo sguardo anche sulle diverse attività programmate per i prossimi mesi. È stato un incontro di ritrovarsi con gli stessi valori, con la stessa esperienza vissuta a Lourdes e con l'intento di andare avanti. Tutte le persone che ho rincontrato oggi, volontari, pellegrini, malati, tutti felici di aver condiviso questa esperienza e già con la domanda: un altro anno certamente torneremo, ma in questo anno non perdiamoci, facciamo qualcosa per gli altri, ditemi in cosa vi posso aiutare, qual è il mio contributo che posso dare per far conoscere la nostra meravigliosa associazione.